Ben ritrovati dalla redazione. Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera in via Cascino a Gorizia, dove una vettura è andata a fuoco sotto un porticaro, un tetto in legno all'interno di una proprietà privata. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, ma il rogo ha interessato anche un'altra vettura parcheggiata lì accanto, vicino alla sede della Nova Salus. I vigili del fuoco giunti sul posto sono entrati nell'androna del palazzo dove si trovavano le autovetture incendiate e hanno provveduto ad estinguere le fiamme prima che si propagassero al tetto in legno del porticato sotto il quale erano parcheggiate. Il finanziamento del primo lotto per la costruzione del molo ottavo nel porto di Trieste è blindato. Il passaggio burocratico che mancava è arrivato, l'approvazione da parte del CIPES del finanziamento statale da 206,8 milioni che darà gambe al partenariato pubblico-privato proposto dal terminalista HEC-LA. Grazie al sostegno del governo e risorse proprie, la compagnia tedesca ha ora a disposizione i fondi necessari a costruire la prima sezione della nuova banchina container prevista nel piano regolatore dell'autorità portuale di Trieste. La crisi della fabbrica Tirso delle Noghere in fase di attesa e dopo l'emergere dell'interessamento a subentro nella pordenonese Roncandin, la CGIL chiede chiarezza alle istituzioni. Dopo la chiusura definitiva della produzione da parte del gruppo Filman Made, si è registrato il sondaggio dell'azienda specializzata nella produzione di pizze surgelate, ma per ora nessuna conferma ufficiale. Fabrizio Zacchigna, segretario provinciale Filctem CGIL, ha ribadito a Muggia durante un incontro con la stampa che non ci sono novità, anzi una ci sarebbe. Oggi c'è un incontro in regione. Si è svolto ieri a Trieste presso il Savoia Excelsior Palace l'incontro Un brutto vizio, il commercio illecito nel settore dei tabacchi, evento promosso nell'ambito del tavolo Maciste, acronimo di monitoraggio agromafie, contrasto illecito, settori tabacchi ed ECIG, dalla Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema alimentare in collaborazione con Philip Morris Italia. L'incontro ha rappresentato un'occasione per fare il punto sullo stato delle cose in Italia, nella regione Friuli-Venezia Giulia, particolarmente interessata dal fenomeno criminale per via della sua peculiare posizione geografica. Esperti del settore a livello nazionale hanno analizzato e discusso le ultime evidenze relative al fenomeno insieme alle misure di contrasto disposte dagli attori coinvolti. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno poco nuvoloso per velature più consistenti dal pomeriggio. Sulla zona montana possibile la presenza di qualche foschia o nebbia, specie sul Tarvisiano e in Valcellina. Temperature minime in pianura fra 3 e 7, sulla costa fra 9 e 11 gradi, massime ovunque fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.